Buongiorno, allora oggi diciamo nuova avventura, sono in bici chiaramente, bici con le borse e anche i compagni qui davanti, Antonio e Davide, loro attrezzati un po' meglio, io sono un po' più leggerino in modalità bikepacking, dicevo avventura diciamo nuova perché andiamo a dormire in casera e invece di andare a dormire in casera camminando ci andiamo in bici. Per cui raggiungeremo Casera Niskiwark, che si può raggiungere in bicicletta dal passo di Tanamea. Quindi prima meta di oggi sarà Tarcento, adesso arriveremo tra meno di un'oretta, poi Alta Valle del Torre, per cui Pian dei Ciclamini, giù a Ucea, su a Sella Carnizza e poi arrivo in Casera. La giornata è molto bella, c'è il sole, un po' di velature e forse fa anche un po' caldino per la stagione, però diciamo che va bene così. Adesso qui saremo forse sui 20 gradi, anche qualcosa di più, dopo sicuramente man mano che saliremo farà un po' più fresco e poi domani chiuderemo il giro ad Anello per rientrare a Udine, quindi faremo la Valresia, un pezzo di FVG 1 e poi vediamo se scendiamo per l'Ipovia, per l'Alpe Adria, decideremo domani. Anche domani dovrebbe essere una splendida giornata, quindi in teoria dovrebbero essere 2 giorni ottimi per fare questo tipo di esperienza. Poco dopo Tarcento c'è l'abitato di Ciseris, superato quell'abitato si entra qui nell'Alta Val Torre, la strada si incunea dentro diciamo a destra i monti di Lusevera, quelle zone lì, e poi un po' più avanti il Gran Monte, mentre verso sinistra le propaggini orientali del Quarnan circa. Sotto c'è il torrente Torre che ha scavato la valle e proprio poco prima di Ciseris c'è una diga molto antica progettata e poi costruita dal Malignani. Ora la strada si fa più in salita, vediamo qua, pendenza è ancora abbastanza leggera, 4%, però iniziamo, adesso sarà così circa fino ai Pian dei Ciclamini, anzi sarà anche peggio di così. Bene, dopo 45 km e circa un 850 metri di dislivello siamo arrivati ad Ucea. Prima abbiamo fatto il passo di Tanamea e ci siamo fermati al rifugio Pian dei Ciclamini. Abbiamo fatto una pausetta, merenda, io ho preso una fetta di torta e una coca per un po' di zucchero per questa salita. Adesso dal Pian dei Ciclamini siamo scesi a Ucea, paese quasi disabitato, credo non ci abiti nessuno, devono essere solo seconde case, proprio in fondo all'Alta Val Torre, prima del confine con la Slovenia. Noi invece di sconfinare abbiamo preso la rotabile, la vecchia strada militare che da Ucea sale a Sella Carnizza. Ora dovrebbero essere ancora un 400 metri di dislivello per arrivare alla Sella e poi dovrebbe essere
quasi concluso, il grosso del dislivello sarà fatto. Abbiamo fatto il ricarico d'acqua ad Ucea, c'è una fontana, in quanto io non so se ci siano fontane su Assella Carnizza. Ci sono 2 locali, 2 bar, ma non lo so se siano aperti, e quindi abbiamo fatto ricarica d'acqua qua sotto e adesso pedaliamo. Alla Assella Carnizza. Bene, siamo arrivati anche a Sella Carnizza, ci siamo fermati al Botton d'Oro a bere una birretta e adesso facciamo l'ultimo pezzo, gravel, per arrivare in casera. Prima arriveremo alla chiesetta di Sant'Anna e da qua adesso inizia lo sterrato che ci porterà fino alla casera. Speriamo che di là ci sia di nuovo il sole. Vabbè, adesso ci siamo fermati, però fa un po' più freschetto. La strada qui è in leggera salita, dovrebbero essere circa un 3 km, quindi praticamente siamo quasi arrivati. Adesso qui passiamo questa struttura, questa qui, che è un vecchio bunker del periodo guerra fredda. Ce ne saranno altri, fanno parte del Vallo Littorio, della fanteria d'arresto, e praticamente era un fienile finto perché dentro c'è una postazione da mitragliatrice. Ciao. In circa 4 ore da Udine, da casa, siamo arrivati. Questa è la casera. Qui sono già stato un paio di volte, sono anche già stato a dormire, e anche con la neve, quella volta bellissima avventura. E adesso siamo arrivati, abbiamo aperto, siamo gli unici, incredibile. Vediamo se arriva qualcun altro, non pensavo assolutamente, però siamo almeno i primi per il momento. E il sole purtroppo è già andato qua dietro la cresta qui dello Zayavor, diciamo. Dietro di me qua c'è tutto il Gran Monte e adesso non c'è tanta legna, quindi io adesso un attimo mi cambio così, poi Antonio è già partito, andiamo qui nel boschetto di Faggio, tiriamo su 2 legnetti per stasera e poi aspetteremo. Adesso sono le 5, abbiamo ancora un po' di luce. Secondo me hanno portato una branda in più rispetto all'ultima volta, ci sono 8 posti letto e anche 2 materassi in più che eventualmente possono essere messi per terra sul tavolato. Adesso io mi cambio e vado ad aiutare Antonio per la legna. Bici al chiuso, coperto dall'umido. Poi chiedi Portato dalla Sara l'ultima volta. chiedi lo sponsor a Marinic. Marinic. È molto saporito,
Beh, è chiaro, ma di solito quello è il trucco. Metti uno saporito e uno un po' più giovane. Latteria. Sì. Dobbiamo documentare su come proseguiamo con torta salata, zucca e... Pancetta, ricotta. Zucca, pancetta, spinaci, uova, ricotta. Un Un po' di tutto. E resta anche una carota che adesso Carota. adesso facciamo un Sono pinzimonio. Le vitamine della serata sono queste. Io ho messo le castagne per profumare Sì. e le bucce E le bucce da mangiare. Qui. Poi 7, 8. Bene, allora dopo un paio di partite di Machiavelli adesso andiamo a dormire, sono quasi le 11. Come avrai ben visto abbiamo avuto una buona e lauta cena, frico, torta salata, prima antipastino, formaggio e salame e per finire le castagne. Per cui sicuramente abbiamo recuperato e probabilmente anche superato le calorie che abbiamo bruciato per arrivare fin qui. Domani mattina colazione, poi torniamo a Sella Carnizza e scendiamo in Valresia. Io adesso vado a dormire, ti saluto e ci vediamo domani. Ciao! Aspetta, vado a metterle sul fuoco. Buongiorno, allora ci siamo svegliati, abbiamo fatto una lauta colazione, ci siamo sbaffati un plum cake in 3, giusto per un po' di energia. Adesso abbiamo sistemato, abbiamo pulito un po', messo a posto e adesso carichiamo le bici qua dietro e ripartiamo. Purtroppo il tempo non è un granché. Qui verso la catena del Gran Monte ci sono le nuvole, cioè non si vede la cima, non si vede la cresta. Da sta parte sembra che siano un po' più alte, adesso vediamo, questa notte c'erano nuvole anche qua sotto in valle, poi si sono alzate, speriamo che andando verso la Valresia sia un po' meglio. Qui comunque siamo nella zona di Musi, quindi solitamente oltre a piovere ci sono anche questi addensamenti così. Quindi insomma speriamo che andando verso Resi e poi verso Carnia sia meglio, poi dopo probabilmente in pianura è sicuramente migliore. Non fa freddo, è solo un po' umido, quindi dai, adesso noi ripartiamo, rifacciamo questo pezzettino qua fino a Sella Carnizza, sarà la strada di ieri e poi scenderemo in Valresia. Ma in realtà anche qui a Sella Carnizza il tempo resta nuvoloso, nuvole abbastanza basse anche, e in realtà forse verso la Valresia sembra un po' più chiaro. Adesso arriviamo
Abbiamo una piccolissima risalita, arriviamo proprio a Sella Carnizza, il punto di passo, e ci buttiamo giù in Valresia e speriamo, perché è vero che non fa tanto freddo quando si è fermi, però pedalando, infatti guantini e magliettina, poi c'è un bel umidino, quindi dai, un po' di sole ci vorrebbe. Oh. Oh. Dopo un'oretta, circa 20 km, siamo scesi dalla casera fino a Resiutta, qui alla stazione. Siamo fermati un attimo, ho bevuto un caffè, ricarichiamo di nuovo l'acqua. La strada fin qui è stata molto bella, discesa molto ripida, quella dal passo da Sella Carnizza. Un cartello metteva un 12%, quindi farla in salita deve essere bella pesante. Poi dopo, una volta scesi, arrivati a Prato di Resia, abbiamo preso da Tigo la nuova ciclopedonale, un annetto fa l'hanno fatta, che praticamente permette di tornare da Prato di Resia fino a Resiutta senza fare la strada statale, provinciale. Molto bella, un po' di saliscendi, ma si è sempre fuori dal traffico, ben fondo, molto bello. Mi è piaciuta un sacco. Speriamo che continuino, che arrivino fino a Stolvizza, sarebbe davvero molto bello, anche per poter noleggiare qui le bici che si possono noleggiare e poi andare giù fino a Stolvizza e anche fino a Malgacot, anche quello potrebbe essere un bel giretto. Adesso ci rimettiamo in sella, andiamo giù, Carnia, Gemona e poi verso Udine. Via. Intanto fin qua siamo arrivati, vediamo se arriviamo a casa. Siamo arrivati a Ospedaletto e ci siamo fermati per pranzo. C'è un posto storico dove fanno questi panini molto buoni, quindi abbiamo approfittato. Tempi un po' lunghi d'attesa, ma vabbè, ce l'abbiamo fatta. Adesso facciamo questo pezzo qua, attraversiamo Gemona, poi vediamo, probabilmente andremo verso Buia e seguiremo l'FVG1 per rientrare fino a Udine. Purtroppo il tempo continua a essere così nuvoloso, ma forse verso Udine è più chiaro. Però ormai saremo arrivati e quindi oggi è andata così. Bene, siamo tornati a Udine, ho salutato i due ragazzi, adesso io torno verso casa e alla fine il sole non si è visto, è rimasto un po' così nuvoloso, però nei 2 giorni è stato un gran bel giro. Caricherò le tracce sia di ieri che di oggi su Strava
Poi magari se vuoi la traccia GPX scrivi sotto nei commenti, magari vediamo, potrei renderla pubblica tramite Drive, quindi controlla sotto in descrizione. In ogni caso il giro è abbastanza semplice, niente di particolare, secondo me è molto bello da fare in questo periodo, in quanto sia la Val Torre che la Val Resia in autunno sono davvero molto belle, con tutti i colori, tutti i faggi colorati, per cui secondo me se sono giornate così un po' caldine, gran bel giro. Inoltre magari senza passare per Niskiwar, che magari partendo da Tarcento si può benissimo fare in giornata. Ieri dovremmo aver fatto circa una 60 di chilometri, oggi 80 per tornare a casa, però appunto partendo da Udine volendo si può fare solo l'anellino partendo da Tarcento o da Gemona e viene comunque un bellissimo giro. Quindi come appena detto ti invito ad andare sotto in descrizione per tutte le informazioni sul giro. Io ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!